Noi siamo una banca molto vicina al territorio, molto vicina agli imprenditori e quindi di conseguenza anche alle aziende. Per noi la sostenibilità è un focus importante e direi anche necessario, perché le sfide che vedono imprenditori e aziende in questo momento nella crescita comportano un avvicinamento a quelli che sono i criteri di sostenibilità che impattano un po' su tutti gli elementi dell'azienda, dalla valutazione del merito creditizio alla capacità poi di mantenere nella filiera produttiva i criteri di sostenibilità e quindi nel sviluppare la propria base clienti e quindi in buona sostanza nell'impattare poi non solo sul tema fisico e quindi dell'ambiente piuttosto che della governance, piuttosto che della socialità, ma anche un mero tema costruttivo nell'ambito della crescita e dello sviluppo di un'azienda. Avendo più di 10.000 aziende come clienti e un bel tessuto nazionale di imprenditori, è chiaro che le esigenze da questo punto di vista le registriamo e ci stiamo focalizzando anche nell'accompagnamento del come fare il percorso di sostenibilità. In questo momento c'è molta confusione o comunque molto poco focus sul come fare. Ecco perché abbiamo fatto la scelta, attraverso i nostri partner, di affiancare famiglie imprenditoriali, imprenditori e aziende in questo percorso. Ci sono delle date e delle tappe che ormai il regulator e le normative hanno imposto, come le tappe e la definizione delle date per il bilancio di sostenibilità, come poi per il merito del credito, come poi per l'accesso ai fondi del PNRR e quindi riteniamo che questa sia una fonte di servizio, di consulenza, di affiancamento ad imprenditori e aziende fondamentale per chi come noi vuole stare vicino all'impresa e vicino agli asset importanti che le famiglie italiane hanno.